Tanti anni fa, alla vigilia di una gara 3 di una serie che era sull'1-1, un giornale titolò "L'equilibrio si spezza", con un bel punto interrogativo. Beh, per forza, commentarono divertiti i lettori. È gara 3, sono 1-1, si spezza. Sì, una delle due andrà sul 2-1. Ecco, questa sera lo diciamo anche noi, ma senza punto interrogativo. L'equilibrio si spezza. E vedremo a favore di chi, una Otes Reggio Emilia o Humana Reyer Venezia. Questi sono i tifosi di Reggio Emilia, questa è Venezia, siamo al Palabigi di Reggio Emilia. Buonasera a tutti da Roberto Gotta per una gara ovviamente molto attesa, di playoff molto attesi, ed è la serie probabilmente più equilibrata di tutte. Come vedete è l'unica assieme a Milano-Trento sull'1-1. Il sospetto che Milano, sorpresa in casa dopo la prima partita, abbia comunque il vantaggio c'è, mentre è molto più difficile pronosticare proprio l'esito di questa serie. Una gara 1 vinta bene da Reggio Emilia, una gara 2 vinta bene da Venezia, che però aveva subito una rimonta nel finale che ha lasciato qualche inquietudine. Ovviamente il coach Neven Spaglia giustamente preoccupato per un calo di tensione che ha fatto perdere 16 punti di vantaggio all'Humana Reyer, che ha questo roster per oggi. Come vedete, il roster sperimentato, il roster dell'ultima parte della stagione consolidato, un roster che ha prodotto un quintetto utilizzato in entrambe le partite della prima della serie, un roster con tanti giocatori di talento. E questo invece è Reggio Emilia, come vedete è ormai tornato e ha giocato una grande gara 1 di playoff Jamal Smith. C'è Tariq Black che è stato il centro titolare nelle due partite giocate fino a questo momento, un cambiamento rispetto alla regular season, nella quale è stato invece titolare praticamente sempre Mohamed Momo Fai, per motivi di esperienza, per motivi di gestione delle situazioni. È un Fai che rischia di essere ancora più devastante. Eccolo qua nel momento in cui entra dalla panchina Veronica Bartoli, presidente di Reggio Emilia, con la maglia commemorativa, la maglia che oggi hanno tantissimi spettatori, anche addetti ai lavori, va detto, per questa gara, e i protagonisti di questa partita, con la presentazione delle squadre che è imminente. C'è molta carica ovviamente al Palabigi, molta carica, perché questa è la gara che può veramente svoltare al di là di tutto. E torniamo al discorso iniziale ironico, semiserio: questa sera una delle due va 2-1, ed è chiaro che per come a volte vanno le cose, dovesse andare 2-1 Reggio Emilia con gara 4 in casa fra 2 giorni, 20:45, anche quella diretta su DAZN, ci sarebbe una situazione di particolare animazione. La presentazione è quella qua dell'Humana Reyer, quarta alla fine della regular season con 38 punti, 19 vinte, e adesso si abbassano le luci, sale l'attesa, come si dice in questi casi, ma non è uno stereotipo, sale veramente la presentazione della Una Hotel Reggio Emilia. La presentazione, le immagini sullo schermo, adesso l'inno nazionale, poi entreremo nel pre-partita con gli allenatori.
Un'atmosfera che prende sempre più forma. Noi però andiamo a sentire il coach dell'Umana Reyer Neven Spahia al microfono di Lorenzo Poliselli. Eccolo qua e lo sentiamo tra un attimo nell'intervista prepartita. Coach, Venezia torna in campo per gara 3 dei quarti di finale dei playoff. Le chiedo se sapere di essere costretti a vincere almeno una partita in uno dei palazzetti più difficili del campionato vi mette un po' di pressione in più. Penso che il palazzetto non è difficile, penso che squadra di loro è difficile per vincere, però noi siamo preparati, abbiamo già giocato tante partite questo anno, squadra sa che direzione deve andare in difesa e in attacco, dunque posso dire che siamo preparati. Molto chiare le idee di coach Spahia, che ripropone il quintetto delle prime due partite con Rajon Tucker, si è classificato al quarto posto nella classifica dell'MVP, Davide Casarin anche lui in classifica ma in un'altra graduatoria, Aaron Sims e Fiondo Kabengele è arrivato a stagione in corso a dare un peso in mezzo all'area che ovviamente è stato contrastato nelle prime due partite da quello di Black, soprattutto di Fai. E adesso coach Dimitris Priftis, il suo parere prima della partita. It's a tough game. We expect a tough game. We play at home. Of course, this is an advantage for us. At the same time, put a little bit of pressure, but yes, if we want to be competitive, we have to be with high energy. We have to maintain our concentration, things that we didn't have in the level that we should in the second game. So this is the first step. Other than this, of course, we have to be in a good day, execute offensively, being able to play physical offense against their physical defense. So yeah, let's see how this series will continue. Molto articolata la risposta di coach Priftis. Si gioca in casa, è un vantaggio ma è anche molta pressione, dobbiamo avere energia, dobbiamo giocare un attacco fisico contro la loro difesa fisica, quindi non farci intimidire da una difesa, reagire con le stesse armi. Il quintetto che vedete cambia rispetto alla prima partita, evidentemente allora con Momo Fai direttamente nel quintetto iniziale, e quindi si conterà sulla forza, sull'esperienza, sull'ancoraggio in mezzo all'area di Tariq Black. A gara in corso Michele Rossi, Mark Bartoli, Dennis Quarta, gli arbitri di oggi. Siamo a pochi secondi, esattamente 45 dalla palla a 2 di gara 3, ricordo tra 2 giorni 20 e 45 sempre diretta su DAZN. Qua Brente Weber che come sempre accende l'interruttore del pubblico, idolo assoluto, giocatore di un'energia straordinaria. E eccolo qua Momo Fai, votato come migliore under 22 del campionato italiano, ricordiamo a 19 anni ma all'inizio della stagione ne aveva ancora 18, giocatore entrato nell'orbita NBA che si è dichiarato pronto per giocare, per entrare nel draft dell'NBA. Ha coronato la partita subito successiva alla dichiarazione con una grandissima prova contro la Gevi Napoli, 24 punti, 10 rimbalzi, partita dominante. L'ha visto il primo piano di Marco Spesso, i saluti tra compagni di squadra e un altro dei giocatori elettrici della Una Hotel, Langston Galloway. Il saluto che fa prima della partita ma anche dopo la partita praticamente a tutte le persone che gli capitano a tiro, una carica fondamentale e fenomenale. Galloway 5 su 12 da 3 nella prima partita, 5 su 10 nella seconda, 16 punti nel quarto a coronare una quasi rimonta da parte di Reggio. Avete sentito coach Priftis parlare anche del livello di energia che è mancato per gran parte di gara 2. Quando è arrivato quel livello di energia chiaramente era tardi per completare la rimonta. Venezia quarta, l'abbiamo detto, in regular season, squadra con un organico e un rendimento superiori a quelli di Reggio Emilia, e con anche l'elettricità che avete visto adesso da parte di Rajon Tucker. 3 punti in 18 minuti nella prima partita, 10 punti con 3 su 5 da 2 nella seconda, secondo nella classifica MVP del campionato italiano dopo Marco Bellinelli. Ma si inizia
con la palla 2 e il primo pallone toccato da Fai, che vedremo spesso uscire e anche andare in attacco in questa maniera, col tap-in immediato da parte di Matteo Chillo. Molto importante il ruolo di 4, di secondo lungo, di lungo atipico in questa partita. Intanto Weber va a cercare di recuperare già il primo pallone, è una mosca che spunta da tutte le parti, gli avversari devono sempre prendere le misure, specialmente a inizio partita. È chiaro che stiamo parlando di una serie che è già la terza gara, ma è sempre un problema l'adattamento a un giocatore così rapido, con la capacità di leggere con un attimo di anticipo le situazioni avversarie. A volte può andare a vuoto, a volte può creare qualche scompenso, ma altrettante sono le situazioni in cui può creare qualcosa di buono. Primo pallone per Sims che cerca il taglio di Tucker, pallone nasce da una incomprensione, si chiude con una incomprensione, c'è quindi la prima palla persa di Venezia e il secondo attacco gestito dalla Una Hotel, che ha avuto una seconda opportunità, e anche questo è importante. Solamente 3 punti, lo ha sottolineato coach Spaia, da seconde opportunità per Reggio Emilia in gara 2, erano stati molti di più, 17 nella prima. Vitali, l'incursione, l'appoggio, subisce il fallo da parte di Spisso e segna il suo primo canestro. Michele Vitali, 3 e 2 punti, ha già raggiunto il suo totale precedente. L'acrobazia rende quindi incompiuto e inconcludente il tentativo difensivo di Spissu. La trasformazione di Vitali e Reggio parte con un 5-0 in nemmeno un minuto di gioco. Il minuto scatta esattamente in questo momento. La costruzione per Venezia con Sims, che come sempre va a aiutare a portare fuori Chillo, anche questo ovviamente è un elemento tattico importante. I blocchi e la possibilità poi per chi gioca in mezzo all'area di andare a cercare l'1 contro 1. Spisso l'iniziativa, il pallone toccato di piede da Chillo, la rimessa in attacco per Venezia con 14 secondi da giocare. E il duello Cabengele-Fai, vedete che si spintonano a centro area, ovviamente uno dei duelli fondamentali di questa partita, considerando la forma di Fai, le possibilità, le doti di Cabengele. Intanto c'è il fallo personale di Momo Fayet, primo fallo per lui. Payet spessissimo esce per cercare di portare il palleggiatore verso la linea di fondo, di creare condizioni dirompenti per il pick and roll. Poi chiaramente gli è richiesto spesso di rientrare con molta rapidità in mezzo all'area. Qua sta cercando di opporsi in tutte le maniere a Cabengele. C'è la tripla, la prima tripla della partita, segno per Amir Sims. La palla rotola e quindi bisogna attendere un attimo. Schema pollice basso chiamato da Priftis e chiamato anche a 2 passi da noi, da Brente Weber, che andrà a ricevere la rimessa. E come vedete Venezia lascia oltrepassare la metà campo per poi avviare una breve pressione con il fallo di Spissu. È già il secondo fallo dopo il contatto irregolare su Vitali. E attenzione perché Marco Spissu ha 2 falli dopo 1 minuto e 43 secondi. Qua quella che risulta come spinta agli occhi degli arbitri. C'è stato anche un contatto che ha subito Spissu da Weber, ma ormai a fallo compiuto, quindi situazione per Spissu complicata dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Vediamo quanto ne risentirà nel resto della partita e quanto coach Spaglia cercherà di eventualmente di sopperire a questo momentaneo problema. Weber ha difeso bene Venezia in questa circostanza. Cabengele a opporsi alla tiro di Weber, ottima difesa di Cabengele e il pallone gestito adesso dall'Umana con Sims che lo mette giù, invita Casarin a cambiare lato, viene lasciato un 1 contro 1 con un potenziale mismatch. Il pallone consegnato per l'ingresso di Casarin in mezzo all'area, il pallone viene però arpionato da Fai con un rimbalzo dinamico molto dinamico appunto. E qua Chillo con il pallone consegnato. Vitali, lo scarico per Chillo che appoggia prima dell'arrivo in aiuto di Casarin.
buon inizio offensivo di Reggio Emilia, una sola azione in cui la difesa di Venezia ha avuto il sopravvento. Adesso Venezia deve creare qualcosa sul 7-3. Tucker chiede il pallone in post passo, un duello molto fisico, fisicità contro agilità, Tucker contro Weber, vediamo 1 contro 1 con Fai che è pronto ad andare a raddoppiare, lo scarico per Sims che non riceve in maniera lineare, è costretto a tirare, finiscono i secondi a disposizione di Venezia, c'è anche l'errore e dall'altra parte Fai in contropiede sull'assist di Langston Galloway, coach Spagna deve chiamare un time out, giocata oltre il limite dei secondi, l'azione di Venezia che poi ha preso canestro in 3 secondi e conseguentemente c'è bisogno di fermare le cose. Ecco il rimbalzone precedente di Fai e lo scarico per il canestro precedente da parte di Echilo e il canestro di Momo Fai che ha chiuso questo primo scorcio di partita col vantaggio 9-3 per Reggio Emilia, il primo time out che ci permette tra l'altro di andare a vedere, a ricordare i premi di LBA Awards che sono stati assegnati e decisi proprio nelle ore precedenti. Ecco qua Charlie Moore, miglior realizzatore del campionato, trofeo dedicato a Antonello Riva, il Dino Verghin Trophy, miglior giocatore del campionato Marco Bellinelli, Nicola Brienza, Sandro Gamba Trophy come allenatore dell'anno, Pistoia che adesso è un po' in difficoltà nei playoff, ma l'avversaria è di alto livello e diciamo che l'annata di Pistoia è già comunque ampiamente positiva e anche per questo motivo è arrivato il premio per coach Brienza a Casarin. È arrivato invece subito solo alle spalle di Fai per il premio per il miglior under 22 ed è proprio lui che appoggia con una rimessa effettuata con molta celerità e molta destrezza da parte di Venezia che in un batter d'occhio accorcia a 4 lo svantaggio. Adesso l'uscita di Tucker, altro confronto molto interessante quando si presenta con Galloway. Coach Spy ha lamentato l'eccessiva disattenzione verso Galloway da parte dei suoi nelle ultime fasi di gara 2. Chi lo deve tirare da 3 punti in maniera estemporanea, colpisce il ferro e la palla resta quindi giocabile, gestita da Galloway, possesso in più per Reggio Emilia. Galloway si libera sul blocco, va a tirare, pallone che colpisce la spalla di Fayet e quindi 2 opportunità per Reggio Emilia, nessuna delle 2 sfruttate. Darion Atkins in panchina, anche lui chiaramente nel ruolo di 4 sarà fondamentale al momento del suo ingresso in campo. 7 punti in gara 1, un po' meno efficace diciamo così in gara 2, che ha avuto uno svolgimento molto diverso. Intanto dal lato opposto, come vedete, sono già pronti a lottare in mezzo all'area. Fayet e Kabengele hanno iniziato le schermaglie prima ancora della rimessa. Lo Spaia che, come molti di voi hanno visto, ha avuto uno screzio con Tucker al momento di un cambio in gara 2, tutto sistemato, ha detto, però ha anche detto i cambi li decido io ed è giusto così. Gestione buona fino all'ultimo passaggio per Venezia. Tucker però riesce in qualche modo a rientrare in possesso del pallone, un alley-oop per Kabengele, era andato Fai per la stoppata sul giocatore in entrata che con occhio molto vivace ha visto il compagno di squadra, lo scarico, la schiacciata al volo e il 7° punto per Venezia. Weber viene liberata da parte di campo, l'iniziativa 1 contro 1, l'appoggio al tabellone sbagliato, rimbalzo che Fai è più veloce di Kabengele che però va a stopparlo, pallone ancora vagante, ancora in qualche modo indirizzato verso il canestro e alla fine la palla esce ed è assegnata a Reggio Emilia. Vediamo quello che è successo, rimbalzo, lo scarico poi per Fai che prende una stoppata da Kabengele, alla fine Weber, tanto questo è quello che è accaduto dalla parte opposta, dal lato offensivo per Venezia, l'alley-oop, la schiacciata. Galloway prende, tira a 3 punti, rimbalzo dal lato debole, conteso, recuperato ancora da Reggio. Questa è una caratteristica dei primi minuti, tanti rimbalzi offensivi di Reggio Emilia, situazione che si era verificata anche in gara 1 ed era costata parecchio a Venezia. Weber, lo scarico, Galloway mette giù palla per un'iniziativa al retra, tiro da 3 punti, sbagliato anche questo
Adesso Venezia può attaccare con Spizio Kabengele, sospensione sbagliata, rimbalzo toccato da 2 o 3 giocatori, ne esce Galloway, lo scarico per Vitali che prende, tira da 3 punti, sbaglia anche Vitali. E le tante opportunità di Reggio Emilia non sono state sfruttate col tiro da 3 punti, fallo di Vitali in rientro difensivo su Kabengele. Lo vediamo, Vitali sembrava abbastanza fermo e Kabengele non l'ha nemmeno visto. Gli arbitri hanno comunque decretato il fallo della difesa e cominciano i cambi per Reggio Emilia. Uglietti e Jamal Smith, autore di una grande gara 1 e soprattutto di un tiro fondamentale, tiro da 3 fondamentale verso la fine, meno incisivo in gara 2. Tucker, iniziativa forzata, un canestro però in grande eleganza, allontanandosi in volo, e quindi c'è il pareggio di Venezia. Reggio Emilia ha avuto tante seconde opportunità, non ne ha sfruttata nemmeno una. Adesso c'è il pallone perso da Vitali, il fallo di Uglietti, primo fallo, quindi bene per Reggio Emilia a recuperare tanti palloni sul rimbalzo offensivo, ma li recupera perché sbaglia tiri e poi spesso ha sbagliato anche i secondi tiri. In cambio atteso Tariq Black, quintetto iniziale nelle prime 2 partite, adesso entra poco oltre metà del primo quarto sul punteggio bassino di 9-9. È facile dire questi sono i playoff, il punteggio è basso, in realtà le 2 partite precedenti hanno avuto punteggi molto simili, 82-74 e 83-73, e addirittura in gara 2 sono state statistiche quasi identiche per le 2 squadre, a testimoniare proprio l'equilibrio nella somma delle 2 partite. Gara 1, gara 2, 3 secondi per il tiro, un siluro di Tucker che non viene trattenuto, riesce però a recuperare la palla con 1 secondo e 2 da giocare. Venezia, 1 secondo e 2 da giocare. eccolo Tucker, quindi ci vorrà una invenzione per la Reyer sulla rimessa. Casarin prende, tira da 3 punti, palla va dal lato opposto del ferro, scade il tempo, il gioco prosegue. Uglietti, schema 2 chiamato, adesso vediamo come si sviluppa. È entrato anche Sasha Grant, lo vedete, ci sarà l'uscita di Smith, eccolo qua che prende, attacca immediatamente, passo all'indietro, tiro da 3 sbagliato anche da parte sua. Tucker Spissu si palleggia su un piede, recupera Casarin che però subisce il fallo in tuffo da parte di Smith. Fallo personale di Smith, primo fallo per Jamal Smith. È partita la palla dal lato sinistro, Casarin è stato il più lesto e poi gli è franato addosso Smith che gioca con la protezione sulla spalla sinistra. Si era fatto male nel terzo quarto della terzultima partita di regular season a Bologna contro la Virtus Segafredo, aveva saltato le partite rimanenti di regular season. Saggiamente Reggio Emilia ha deciso di non sostituirlo, di aspettare, ed è stata premiata perlomeno nella prima partita. Spissu mette giù palla, tira da 3 punti, un altro errore dall'arco, una partita che fino a questo momento ha visto una notevole imprecisione nelle triple. Uglietti, il palleggio con un contatto piuttosto robusto e pure falloso. Kabengele, la fisicità del duello con Tariq Black era prevedibile, e qua lo vedete che in realtà poi il fallo è stato chiamato prima ed è su Sims, ed è di Sims su chi lo mette sullo sfondo. Si stavano, e anche adesso si spintonano Kabengele e Black, che in pratica hanno cercato di accoppiarsi nel fallo a quanto era appena avvenuto con Sims. È entrato Kyle Wiltshire, attenzione ovviamente anche a lui che gira un attimo, si distrae, non si accorge della penetrazione di Black che appoggia e segna, subendo anche il fallo per un tiro libero addizionale. Wiltshire, preoccupato correttamente dell'avversario dal suo lato, ha perso di vista il fallo tecnico per Black.
Black ha subito, gli è stato fischiato un fallo tecnico per aver detto qualcosa. Eccolo qua in primo piano, perfetta l'inquadratura della nostra regia, ha detto qualcosa 2 volte e non è sfuggita agli arbitri, quindi è andato a segnare. La spiegazione con coach Spaia, mentre Black va un attimo verso la panchina, si prende fiato. Kabengele a centro campo sta anche lui chiedendo esattamente cosa stia succedendo. Eccolo qua, e avete visto nel replay che Wiltshire, dovendosi occupare dell'uomo dal suo lato, si è accorto tardi dell'iniziativa di Black, che adesso Black sta chiedendo. I 2 canestri si compensano. C'è un attimo di esitazione perché ci si aspettava il tiro libero aggiuntivo per Black Rimessa ragazzi. e se lo aspettano tutti, a dire la verità. Si riprende allora con Spissu, il blocco di Wiltshire, fisicità enorme tra Kabengele e Black, uno dei temi di questa serie. Blocco di Kabengele, adesso il cambio difensivo con Chillo e ne approfitta immediatamente Venezia, palla sotto per Kabengele, stoppato a 2 mani da Tariq Black, e come potete immaginare c'è l'esplosione del pubblico di Reggio Emilia. È chiaro che si stanno caricando entrambi. Guardate l'arrivo dal lato debole di Black con una rincorsa, tempismo perfetto, una stoppata a 2 mani di quelle che restano nella memoria, e ovviamente fisicità e tensione tra i 2 giocatori che difficilmente si placherà nel resto della partita. Ed sono i playoff e questo ci può stare. Wiltshire ha spazio per il tiro da 3 punti con pochissimo tempo a disposizione, era anche fuori equilibrio, aveva i piedi in posizione non perfetta, però davanti a lui c'era Jamal Smith che gli deve rendere parecchi centimetri. Wiltshire se l'è sentita e ha fatto bene, tripla Smith, palleggio incrociato, ankle breaker come lo chiamano gli americani, e ha fatto cadere per terra Max Heidegger e la tripla. Partita che ha già momenti di quelli che si ricordano, a prescindere da come andrà questa serie. La difesa proprio di Smith su Max Heidegger, la palla che è recuperata da Smith e subisce il fallo dell'avversario, che si lamenta di un calcio ricevuto. La palla resta nella metà campo che vedete e si resta con 2 tiri liberi a disposizione di Jamar Smith. Questo era quanto avvenuto in precedenza, la frenata con Heidegger che perde l'equilibrio. Eccola qua. E la tripla che rende la finta e la frenata precedente ovviamente ancora più importanti, non un puro esercizio in your face, un puro esercizio stilistico. Jamar Smith in lunetta sbaglia il primo tiro libero. Darion Atkins, sedia dei cambi, pronta a entrare. Buono il secondo per Jamar Smith e il cambio che non è quello che si attendeva. Chillo si era già diretto verso la panchina, il cambio naturale diciamo così, Darion Atkins, mentre cambia l'assetto coach Priftis mandando dentro Darion Atkins e c'è Tessitori che diventa l'1 contro 1 naturale chiaramente per Darion Atkins. Intanto l'azione non si sviluppa nemmeno, c'è un fallo immediato che manda in lunetta Andrea De Nicolao, il fallo di Uglietti. Tanto forse sentite dal microfono, dai microfoni sono arrivati i tifosi della Reyer, situazioni di traffico come si può immaginare non ideali considerando la strada che si deve fare da Venezia per arrivare, 2 tratti autostradali non tra i più scorrevoli e ovviamente giornata feriale. Il pareggio sul secondo tiro libero di Andrea De Nicolao, adesso lo scarico sotto rapidissimo, il giro e il tiro di Jamar Smith
ancora a segno e ancora un ingresso fulminante dalla panchina, la sua specialità. Ha salvato e cambiato tante partite per Reggio Emilia quest'anno. Impostazione di Venezia, come sempre una difesa molto alta con Atkins che però recupera, si libera lo spazio per la tripla di De Nicolao, sbagliata, rimbalzo per Smith alla fine. Atkins chiama palla, va a effettuare il blocco. Grant libero sul lato destro, blocco di Atkins che poi va verso il canestro, non viene visto. Smith andrà alla conclusione personale, la tripla sbagliata, rimbalzo offensivo di Chillo che appoggia, non segna ma subisce il fallo. Altro rimbalzo offensivo concesso da Venezia, mentre Heidegger si avvicina a Coach Spagna per chiedere spiegazioni, probabilmente sul cambio nel momento della partenza in palleggio di Smith prima dell'errore nella tripla. E tanto sta per rientrare, forse l'avete visto sullo sfondo, Brent Weber. 45 secondi e 7 in basso a sinistra nella grafica alla fine del primo quarto. Partita molto equilibrata dopo il piccolissimo parziale iniziale per Reggio Emilia. Chillo a segno, il cambio Weber al posto di Oglietti. E quindi Weber, Smith, Grant, Chillo e Atkins in campo per Reggio Emilia. De Nicolao, Heidegger, Parks, chiedo scusa, Wilcher e Tessitori per Venezia. Azione fermata immediatamente per Parks, 7 punti e 5 rimbalzi in gara 1, 6 punti in gara 2. Per Tessitori. Tessitori in lunetta, 7 punti in gara 1, 4 in gara 2. Sempre uscendo dalla panchina, buono il primo. Buono anche il secondo. Cambio con Galloway che sostituisce Sasha Grant. Eccolo Grant andare in panchina. C'è la rimessa per Jamal Smith con pressione questa volta di Venezia, che poi però come vedete ricompone gli accoppiamenti difensivi. De Nicolao è andato a contrastare Jamal Smith, è tornato sulle tracce di Weber, mentre c'è Heidegger su Galloway, lo scarico per Atkins, la sospensione sbagliata, rimbalzo offensivo ancora una volta di Chillo, prende però una stoppata mentre sale e la palla esce per la rimessa in attacco di Reggio Emilia. 12 secondi per l'attacco, 17 e 9 per la fine del primo quarto. Eccolo qua, Kyle Wilcher, il contatto. Tessitori si era molto abbassato, quindi era anche piuttosto difficile salire per il tiro. Atkins 1 contro 1, consapevole del cronometro, si scontra con Weber, ma si scontra con Weber perché è stato spinto da De Nicolao, che non è particolarmente convinto della chiamata. Rivediamo, guardate, c'è un contatto, la mano di De Nicolao sul petto di Weber e soprattutto in piena vista dell'arbitro. Primo assegno, 18 punti per Reggio Emilia, 13 e 9 da giocare. Intanto pronto a entrare per il possesso difensivo Sasha Grant. E però non entra perché c'è ovviamente il pallone giocabile con De Nicolao. I secondi scorrono, come vedete sono adesso 5
Pallone che rischia di perdere De Nicolao, gira intorno al blocco di Tessitori, tira da 3, sbaglia, rimbalza in attacco di Tessitori che non riesce però a salire prima della sirena. Si chiude il primo quarto, 18-16, equilibrio doveva essere, equilibrio era probabile, equilibrio è stato, piccoli vantaggi sempre di Reggio Emilia, ma partita molto equilibrata. 18-16, vi lascio al meglio del primo quarto e poi torniamo per la diretta del secondo. Il rientro dei giocatori in campo, come vedete c'è uno scambio di istruzioni tra Tessitori e Parks con indicazione addirittura delle zone del campo. Ovviamente si stanno scambiando pareri sulle posizioni dei blocchi e degli eventuali palloni da gestire in tandem, in cooperativa. La rimessa di Venezia con Ray John Tucker e ancora De Nicolao. Si va avanti con Parks, post basso, lo scarico per Wilcher che rinuncia, poi va al tiro da 3 punti, sbagliato, rimbalzo altissimo conteso da De Nicolao. Atkins che però ha il vantaggio della statura e si ripropone il duello Weber-De Nicolao, lo vedete, con Smith che come sempre va a ricevere il secondo o terzo passaggio dell'azione. Black, Galloway, raddoppio su di lui, è libero Atkins che lascia andare un pallone improbabile, la palla è avanzata di 50 centimetri, catturata da Venezia, persa però da Venezia, l'iniziativa di Tucker non è andata a buon fine. Weber prende la linea di fondo, lo scarico per Atkins, gira bene, Galloway gira anche lui, Smith sale da 3 punti, sbagliando, lato debole, rimbalzo di De Nicolao. E adesso c'è il vantaggio per Venezia con Tessitori che va a subire il fallo di Black, probabilmente era arrivato anche Atkins sul pallone scaricato per Tessitori, avete visto, era rimasto a terra Weber proprio sul parte iniziale del pick and roll operato da Tessitori e poi l'iniziativa fermata fallosamente, si ricompone Weber che era a terra. Sbagliato il primo libero di Tessitori che aveva segnato entrambi i liberi precedentemente. Buono al secondo, un dato del primo quarto, 14-9 rimbalzi per Reggio Emilia. Ma di questi 14, 8 sono stati conquistati in attacco. Va detto, come abbiamo sottolineato già nella diretta del primo quarto, quasi mai in realtà sfruttati a dovere questi palloni di seconda opportunità. Weber, l'entrata faticosa e infatti la stoppata da parte di Parks.
Pallone conteso con difficoltà, recuperato, poi perso, poi recuperato ancora. Wiltshire va a subire la stoppata di Atkins e poi recupera la palla, ma rientrando dal piede fuori campo. Quindi palla persa da Venezia e la prodezza atletica di Darian Atkins. Wiltshire sembrava lanciato dopo questa fagiolata in mezzo al campo, la palla gli è arrivata. Il terzo tempo e evidentemente un appoggio non particolarmente aggressivo che gli è costato la stoppata di Darian Atkins. Dialoghetto in mezzo al campo con i due allenatori, evidentemente c'è bisogno di dare una calmata, l'atmosfera è molto carica in questa partita, un paio di chiamate da una e dall'altra parte hanno suscitato abbastanza perplessità e può darsi che quella che è perplessità dei neutrali sia risultata in disappunto notevole da parte degli allenatori. Black, l'appoggio contro Tessitori. Black, giocatore dalle percentuali formidabili, ovviamente nel tiro da 2, 9 su 15 in questa serie. Prima di questa partita l'errore di Tessitori, Black al rimbalzo solitario e adesso Weber sulle +3 per Reggio Emilia. L'uscita da blocco efficace da parte di Tessitori, muove palla Reggio Emilia che però la fa stagnare adesso con Atkins e Black. Cercherà ancora l'1 contro 1 con Tessitori, l'appoggio sbagliato, chiede il fallo e il fallo ottiene, ma sì, fallo di Tessitori, fischiato dopo un attimo di esitazione che risulta gradito comunque al pubblico reggiano, ma che anche questo ha lasciato qualche perplessità, diciamo, tra i neutrali. Il replay che avete visto ha detto e non detto, nella confusione Tariq Black è in lunetta e a proposito di percentuali, quelle dalla lunetta sono all'opposto di quelle ottime dal campo, anzi nel tiro da 2. 20-17, 7-35, lo dice la grafica, lo dice il tabellone sullo sfondo e Black intanto sistema il primo tiro libero. Ora anche il secondo per il 22-17, si torna ai 5 punti con cui Reggio Emilia aveva aperto la partita. Reggio Emilia molto aggressiva adesso su Tucker con Vitali. Tucker col suo atletismo riesce a guadagnare la metà campo. Adesso Kabengele, dopo l'uscita di Tessitori, secondo fallo, è rientrato a riattivare immediatamente un duello fisico con Black. Condotto con molta brillantezza l'attacco precedente da parte di Venezia. Adesso il pallone toccato dal gambone sinistro di Rajon Tucker e c'è la rimessa con cambio. Black eccolo qua, Black, un duello ancora di estrema fisicità, e mentre si svolgeva l'azione che avete visto con il contatto di piede, avete visto che Black stava ingaggiando un'altra scaramuccia con Kabengele e uscendo dal campo ha detto al giovanissimo compagno di squadra: fai, mi raccomando, gli ha dato quasi il segno dell'energia, una trasmissione di energia e di aggressività. Intanto è stata ben sfruttata da Reggio Emilia. Kabengele va a subire la stoppata da parte di Fai, cade male Kabengele, attenzione, è caduto male. Venezia 4 contro 5, prosegue l'attacco di Reggio Emilia. Fai sbaglia la schiacciata, c'è l'interruzione del gioco e Kabengele, lo vedete in primo piano, non è caduto bene dopo la strepitosa, questo va detto, stoppata di Momo Fai. Intanto c'è anche un fallo tecnico. Fallo tecnico, panchina di Venezia. Alla panchina di Venezia, probabilmente perché Venezia segnalava la necessità di soccorrere subito Kabengele. Da quello che si è visto dal nostro lato, diciamo, del campo, è caduto con la gamba un po' stesa, ma ovviamente non facciamo alcun tipo di
previsione, è stato un impatto piuttosto duro, è rimasto immediatamente a terra, immediatamente ha segnalato. Tutto questo ovviamente non ha nulla a che vedere con l'intervento corretto difensivo di Momo Faye, però per un attimo c'è stata preoccupazione c'è ancora per Mpiondo Kabengele. Ecco il suo terzo tempo e come vedete esattamente quello che avevamo visto, la gamba sinistra molto stesa, in questi casi si può rischiare l'iperestensione, era proprio l'impressione che avevamo avuto dalla diretta, diciamo confermata anche dal replay, e chiaramente speriamo di rivederlo in campo. Fai dall'altra parte 36,2% nei tiri liberi in questa stagione, una parte di gioco nella quale ovviamente dovrà migliorare, c'è la fisicità, c'è l'atletismo e però ci sono anche spesso tanti contatti, quindi potenziali viaggi in lunetta che vanno trasformati con percentuali migliori. Qua ha sbagliato il secondo tiro libero, opportunità per Venezia che adesso è sotto di 6 punti. Sim Tessitori recapitando per Spissu, fuori, non riesce a guardare il canestro Sims. Secondo fallo per Momo Faye. Guardatelo, ha cinturato Tessitori, si era creata una buona finestra di passaggio per andare da Tessitori e ovviamente Faye nel tentativo di prevenire un'esposizione buona da parte dell'avversario l'ha cinturato. Adesso 1 contro 1 di Sims che ha il vantaggio fisico ovviamente su Vitali, non lo sfrutta, sbaglia, pallone però toccato probabilmente da Momo Faye e quindi rimessa in attacco per Venezia con Marco Spissu. 2 secondi e 6, Tucker prende, tira e segna, tiro da 3 punti di Rajon Tucker. Equilibrio perfetto nonostante la violenza con cui si è avvicinato alla linea di fondo, si è orientato perfettamente mentre era in aria. 25-22. Galloway contro Parks, Atkins mette giù palla, piccola esitazione da parte di Atkins e poi si rimette in equilibrio. Classico tiro dalla media distanza che sempre meno giocatori effettuano. Sims guarda il tiro da 3 punti, poi guarda Spissu, Tessitori 1 contro 1 su Atkins che gli sfiora il pallone forse e riesce a fare in modo di recapitarlo poi a Galloway e a Smith. Quindi nuovo possesso per Reggio Emilia sul +5, 27-22. Galloway, cambio difensivo, Atkins, il lob per Fai che appoggia il volo con delicatezza, il 29-22, massimo vantaggio di Reggio Emilia, svista della difesa di Venezia e va subito immediatamente corretta. Questo è il motivo del time out chiesto da coach Neven Spaia sul massimo vantaggio della partita. Vi ricordo che tra 2 giorni, 20 e 45, gara 4, Reggio Emilia-Venezia. Domenica alle 18, gara 4, Trento-Milano e ovviamente sono in forze le altre gare 4. Questa sera si gioca a Casale Monferrato, si gioca gara 3 tra Tortona e Bologna, nettamente vittoriosa la Virtus Segafredo nella prima partita, vittoriosa anche nella seconda, magari con qualche sospiro in più. E domenica ci sarà l'eventuale gara 4 a Pistoia, orario però da determinare, così come da determinare chiaramente è l'eventuale gara 4 tra Tortona e Bologna. Si torna in campo con il primo piano di Langston Galloway, partita abbastanza contraddittoria per l'ex giocatore NBA che ha 0 su 3 al tiro, 3 rimbalzi, 3 assist.
Azione fermata immediatamente, il miglior marcatore della squadra è Black con 6 punti, 2 su 2 nei liberi e 3 stoppate. Verrebbe da dire, visto che anche Black ha una interessante carriera nella NBA, sale il livello, arriva nei playoff e chi ha una certa mentalità lo fa vedere. Ma siamo solo a gara 3. Tanto dopo il canestro per il fallo tecnico si era avvicinata a 6 punti e ha il possesso palla Venezia. Lo scarico toccato da Vitali e poi da Galloway. Lo scarico di Spizzu che voleva un pallone in angolo, rimessa per Venezia con 10 secondi da giocare. Spintoni tra Kabengele, Fai e va la palla alla fine a Parks, arriva, va a subire però il fallo in entrata. Terzo fallo per Fayet. Ecco, rapidissimo, e c'è il fallo con manata in faccia da parte di Payet. Come vedete 3 falli, deve rientrare Chillo, quindi si va con un cambio non alla pari. Non rientra Tariq Black, che probabilmente ha bisogno di rifiatare qualche secondo di più. Black di falli ne ha 2, Payet l'unico con 3 falli per Reggio Emilia. Per Venezia 2 per Spizzu, che ha commesso 2 falli rapidissimi, poi è riuscito ad astenersi. 2 per Tessitori, per Reggio Emilia 2 per Uglietti e 2 per Black, come abbiamo appena detto. Il rimbalzo di Vitali dopo l'errore, il secondo. Chillo come sempre va incontro a Vitali, poi effettua un movimento a mezzaluna per situarsi dal lato destro. Galloway tripla, questa volta a segno, prima tripla della partita per Reggio Emilia. E attenzione, Venezia lo sa, Galloway può avere periodi tiepidi, ma quando si scalda tira molto spesso e ancora con grande precisione la mette. Quindi tutto questo è noto a Venezia, che cercherà di dare un'attenzione ancora maggiore a Langston Galloway. Spizzu, 4 secondi per il tiro, palla persa in comprensione con Kabengele. Smith aspetta l'arrivo di Chillo, gioca a metà campo adesso Reggio Emilia, qualche esitazione per Chillo. Galloway, attenzione, vediamo se cederà alla tentazione di tirare immediatamente da 3 punti. Gira attorno al blocco, va in penetrazione, arcobaleno sbagliato, tocco da parte di Chillo, palla recuperata però da Spizzu. Tucker, eccellente terzo tempo, errore però con il tocco impreciso in aiuto da parte di Brooks. Si è visto tutto l'atletismo di Tucker, è mancata però la conclusione. E palla ancora da gestire per Reggio Emilia, che ha 9 punti di vantaggio, 32-23, 3 minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Vitali, la tripla fuori equilibrio, sbagliata, il rimbalzo catturato in agilità da parte di Brooks. Una nuova opportunità per Venezia. Kabengele, Chillo, il blocco, pick and roll con Kabengele che va subito in mezzo all'area, crea spazio per Spizzu, lo scarico in angolo. La tripla sbagliata però da Parks, rimbalzo di Brooks, tripla ancora sbagliata e non di poco da parte di Tucker, in realtà quasi di tabellone. Momenti abbastanza caotici da una parte e dall'altra, ma nel caos è restato il +9 per Reggio Emilia e quindi Venezia deve chiudere in difesa. La penetrazione di Smith e l'appoggio al canestro cadendo dal campo per il +11 per Reggio Emilia, che sta tirando col 46% da 2 punti contro il 29%, e molti di questi errori sono stati da distanza ravvicinata per Venezia. Qualche stoppata anche subita, lo scarico esita Brooks prima di andare al tiro da 3 punti, perde l'equilibrio, rischia di perdere il pallone, ancora l'1 contro 1 contro Chillo. Questione un po' particolare dei piedi, l'errore alla fine, il rimbalzo solitario di Atkins e lo scarico per Smith che attraversa il campo, va alla tripla Smith, la infila, un arcobaleno impressionante per Jamar Smith.
e in un attimo le due triple e il canestro precedente proprio di Smith hanno portato a più 14 Reggio Emilia. Momento importante per Venezia, che chiaramente non deve perdere lucidità. Spissu fa quello che può fare dopo aver subito un contatto, aveva rischiato di perdere il pallone. Non graditissima questa fischiata arbitrale dal pubblico di Reggio Emilia, ma il pubblico di Reggio Emilia chiaramente è di parte. Eccolo qua il contatto da dietro di Chillo, falloso, e Chillo poi giustamente. Qua intanto vediamo la tripla e la si leggeva non negli occhi di Smith ma nel movimento, nella postura del corpo di Smith, la volontà di andare al tiro da 3 punti. Smith adesso in panchina. Partita un po' polemica, come vedete, molte discussioni, molti inviti alla calma. Io non so se qua si andrà a discutere se fosse nel movimento di tiro, e la gestione è stata alla fine corretta da parte degli arbitri, ovvero era movimento di tiro. Questo è un fallo che manda in lunetta. Visto che ha solamente un punto segnato dalla lunetta, raddoppia il bottino di oggi. Spissu 10 punti in gara 1, 18 punti, 8 assist, 5 rimbalzi, miglior realizzatore in gara 2, fondamentale la sua partita. Segna anche il secondo tiro libero, terzo della partita, 37-25. Mentre come vedete Weber ha deciso di raccogliersi i capelli, non lasciare più fluenti come prima. E Gallo e lo scarico, Vitali prende, mette giù immediatamente, attraversa la linea di fondo. Weber, lo scarico per Vitali, non riesce a tirare immediatamente a 3 punti. Rischia di perdere il controllo, 2 secondi alla fine, deve girarsi Atkins e segna in caduta all'indietro Darian Atkins. Canestro importante perché Venezia l'ha difeso bene, portato al limite l'attacco di Reggio Emilia. Atkins ha però chiuso ugualmente questo possesso e allora Tucker chiede palla, post lontano dal canestro, cambio difensivo adesso con Spissu che batte dal palleggio Galloway, sospensione da centro area, canestro con la palla che entra morbidamente. Buona iniziativa di Spissu per il 39-27, 41 secondi e 2 alla fine. Eccolo qua in un attimo, 4 punti per Spissu. Restano però 12 quelli di vantaggio di Reggio Emilia. Miglior marcatore per Reggio Emilia Jamal Smith con 10, anche l'unico in doppia cifra di tutti quelli che sono entrati in campo. Smith 3 su 5 da 2, 1 su 2 da 3, e dopo un inizio molto negativo da oltre l'arco Reggio Emilia ha segnato gli ultimi 2 tentativi con Calloway e con Smith. 2 su 7 da 3 per Reggio, 3 su 11 per Venezia, mentre avete visto anche le statistiche relative ai rimbalzi. Un altro dato molto importante in questa serie, in questa partita: 25 per Reggio Emilia, 16 per Venezia, di cui 4 offensivi. Reggio Emilia è salita a 9 nei rimbalzi in attacco. 2 palle perse, 2 recuperate per Reggio, 2 perse, 2 recuperate e 3 perse per Venezia. Ricordo, Reggio Emilia in gara 2 aveva perso 16 palloni, ma 14 di questi nel primo e secondo quarto, e questo aveva contribuito ovviamente a indirizzare la partita in favore di Venezia. Weber l'ha rimessa sul appoggio da parte di Galloway e il duello con Ray John Tucker. Adesso Atkins, che chiaramente ha un'agilità diversa rispetto a Kabengele, può batterlo negli spazi ridotti. Gallo e l'arcobaleno sbagliato, ma a fine a posto. Il pallone sembrava carambolare fuori, invece si è infilato per il 41esimo punto di Reggio Emilia, che ha incrementato la percentuale di punti segnati al minuto. Ultimo possesso per Venezia, pallone perso da Spissu, recuperato di Galloway, 3 secondi alla fine. Lo scarico, Vitali, la tripla sulla sirena, sbagliata, la tripla molto corta da parte di Michele Vitali. 41-27, accelerazione di Reggio Emilia nella seconda parte del secondo quarto che si chiude 23-11 dopo i 16 punti pochini del primo quarto, ma erano stati pochi anche quelli
di Reggio Emilia 16-18, adesso 23-11 e andiamo all'intervallo. Lorenzo Poliselli con Tariq Black, molto carico in questa partita. Tariq, it's amazing to see you tonight because you're showing us your competitive soul. No, This is a very important game. It means the world to us. We want to advance. We have to give ourselves a chance by playing hard, and that's all it is. probably they come back very strong at the start of the third quarter. Now you have to be focused on the game. It's about us. We have to lock in, do what we need to do. We're at home, protect home court, and that's what matters. Thank you very much. Yes, sir. And good Thank luck. you. E la carica, la voglia di vincere, noi vogliamo avanzare, siamo in casa, abbiamo la carica, abbiamo tutto dalla nostra parte. Chiaramente dobbiamo mantenere le statistiche del primo tempo. Come vedete Venezia più precisa dalla lunetta, più precisa da 3 punti, soprattutto all'inizio, ma molto più imprecisa da 2 punti. Poi i punti della panchina, i rimbalzi offensivi che hanno fatto la differenza in questo primo tempo spiegano in buona parte il 41-27. Adesso il meglio dei primi 2 quarti, il meglio del basket LBA Playoff, gara 3, Una Hotels Reggio Emilia, Umana Reyer Venezia. Noi torniamo tra qualche minuto per il secondo tempo.
immagino che io non, ecco, non avendo il programma, so che c'è parecchia pubblicità di intervallo, immagino sia già finita. Con le statistiche del primo tempo abbiamo proprio chiuso la prima parte di diretta sottolineando le piccole differenze. Vedete che quasi tutte le statistiche sono a favore di Reggio Emilia, anche il dettaglio delle palle perse, che ovviamente è minore come numero rispetto a Venezia, di conseguenza è considerato logicamente un fattore positivo. Intervallo ovviamente con notevole elettricità al Palabigi, con molte discussioni tra addetti ai lavori sulla prestazione soprattutto di Reggio Emilia, sullo strappo del secondo quarto che ha portato a questi 14 punti di vantaggio, e anche alle ipotesi su come Venezia possa alzare il proprio livello offensivo, limitare il numero di rimbalzi offensivi concessi a Reggio Emilia e magari trovare situazioni in cui magari Wilcher o Tucker possano trovare tiro magari da lontano e l'iniziativa in maniera più continua. I temi tattici come sempre sono tanti e poi si tornerà presto, e qua infatti vediamo Momo Fayet e Kabengele, si tornerà presto a vedere un bel duello in mezzo all'area di fisico, di volontà, di aggressività, anche di verticalità. Per fortuna Kabengele è in grado di tornare, perché chi di voi ha visto e rivisto, vedete infatti proprio l'inquadratura primo piano della gamba sinistra, quella che è stata messa male, lo vedete qua, guardate l'appoggio che aveva obiettivamente fatto venire un attimo i brividi a tutti. Fortunatamente Mpiondu Kabengele è in grado di giocare il secondo tempo, di partire in quintetto, partire subito in situazione difensiva per Venezia, con la rimessa affidata a Michele Vitali e Killo, Weber, Calloway in campo assieme ovviamente a Fai. Per Venezia Spissu, Tac, Wilcher, Casarin, Wilcher e Kabengele, che deve subito gestire un 1 contro 1 di Fayet, che va a girarsi. Canto destro sbagliato, pallone però toccato, con possesso ancora per Reggio Emilia. Coach Neven Spaia che invita l'arbitro a controllare i blocchi di qualche giocatore di Reggio Emilia. Lo scarico per Killo, non guarda il canestro, riconsegna Weber. Mancano 7 secondi adesso per la conclusione per Reggio Emilia. Weber la prende in condizione di leggero fuori equilibrio, ma non è del tutto anormale per lui un tiro del genere. Lo appoggia in canestro. Intanto l'uscita di Gallo, e lascia 4 contro 5 momentaneamente in difesa Reggio Emilia. C'è però il fallo di Killo, secondo fallo per lui. Neven Spaia con Lele Molin alla sua sinistra, e tanto Kabengele molto lontano da canestro. Aspetta il blocco per liberare Wilcher, che riceve ancora blocco di Wilcher di Kabengele. Casarin però non riesce a sfruttarlo, passaggio pericolosissimo per Spissu, che salva la situazione. La rapidità di Killo salva, se non altro, possibilità di un recupero immediato di Venezia. Concede solo tra virgolette una rimessa laterale. Wilcher in angolo, non può tirare, lo fa Spissu dopo la finta sulla sirena. Importante questo canestro di Marco Spissu alla conclusione di un'azione, una finta che mi ha creato lo spazio per il tiro. Piedi per terra, 43-30. Gallo del cambio difensivo, lo scarico per dalla linea di fondo di Matteo Killo, a segno molto morbida la sospensione, il tempo giusto anche per il passaggio che ha concesso all'ala della Unoftel
di ricevere e andare su senza particolari difficoltà. L'accelerazione adesso di Spissu, che deve lasciare il pallone perché Kabengele non era forse attentissimo allo scarico, lo perde, lo recupera, 1 contro 1 di grande potenza, la stoppata però di Momo Fai, ancora una volta spettacolare l'esultanza di coach Priftis, che per un attimo perde quasi l'equilibrio. Ecco l'iniziativa di Kabengele e il tempismo eccellente di Fai, che come vedete si allontana un attimo e per poter avere la piena capacità di stacco e poi va su e recupera di fatto il possesso per Reggio Emilia. Galloway centro area, l'appoggio in arcobaleno, il tapin dinamico ancora da parte di Fai, che sta dominando questo momento di partita. Attenzione però a Galloway, che è andato giù malino. Galloway nella penetrazione era passato tra le forche caudine di Wilcher e di Kabengele ed è poi andato giù, come vedete. Si rialza, nulla di fatto, un attimo di smarrimento per poi tornare. La rimessa di Tucker con la pressione di Weber su Spissu, ed è Wilcher con un blocco molto robusto a liberare lo spazio. C'è un fallo antisportivo a Weber, che evidentemente eccolo qua, va a parlarsi con Wills, il blocco piuttosto robusto effettuato proprio davanti alla panchina, guardate, contatto robustissimo, e poi Weber evidentemente ha reagito in una maniera che non è piaciuta all'arbitro. Momenti di notevole fisicità, va detto anche questa sera. Dopo Biagio e Lunetta, Wilcher va a effettuare anche la rimessa, sotto però di 15 punti, 47-32. Casarin è costretto a fermare l'azione, la riprende poi con Vitali a marcarlo, l'anticipo di Weber su Wilcher, possibilità per Venezia di sfruttare la differenza di marcatura con il fallo. Secondo fallo per Brent Weber. Si rimette per Venezia dalla linea di fondo, 14 secondi. Wilcher guarda immediatamente il canestro, vuole la conclusione a tutti i costi ma deve scaricare, adesso va a liberarsi, cambio difensivo con Chillo su Tucker, 1 contro 1, buona difesa di Vitali che costringe Tucker a perdere la palla, recuperata da Weber, arriva Fai che però è in una posizione scomoda, non perfetto il passaggio di Weber, va a cercare di schiacciare ma sbaglia Tucker. Momenti di confusione, 3 momenti di confusione consecutiva, un po' di controversia adesso su cosa sia successo dall'altra parte. Sì, instant replay per cercare di capire cosa sia successo dopo l'errore di Tucker, mentre quanto accaduto, eccolo qua, vediamo, linea di fondo, va su. Il pallone è stato toccato probabilmente da Kabengele, anche se una delle 2 mani non era la sua, mentre dall'altra parte quella del contropiede creato dalla difesa di Vitali e concretizzato poi dall'assist teorico di Weber per Fai. Il problema è stato che Fai, nel momento in cui ha ricevuto il pallone, aveva davanti l'unico giocatore della Reyes che era riuscito a rientrare, non ha potuto effettuare un movimento pieno, ha rischiato anche l'infrazione di passi e fuori equilibrio non è riuscito ad appoggiare. Tanto vediamo, potrebbe essere di Venezia la rimessa. L'indizio
della difficoltà della decisione è dato come sempre dal fatto che ci si sta mettendo un po' a cercare di capire. Rimessa per Venezia e quindi quella mano che si era vista nel primo replay era effettivamente l'ultima ad aver toccato il pallone. Rimessa per Venezia e viene fissato a 17 secondi dopo l'esame anche video il tempo a disposizione, il tempo rimanente per questo attacco della Humana Reyer. Un po' di fatica a effettuare la rimessa, l'ultimo momento in pratica Wilcher ha il vantaggio del fisico su Gallo, ne approfitta per girarsi, appoggiare con un bel movimento, era arrivato in aiuto anche Chillo che però non poteva raddoppiare al 100% per paura dello scarico. Eccolo Chillo, consegna Gallo, l'uscita alta di Kabengele che lascia smarrito per un attimo Fai che infatti riceve, ha recuperato però Kabengele. Chillo mette giù palla all'iniziativa, l'arcobaleno a segno, morbidissimo Matteo Chillo. 9 punti per lui. Come in gara 2 dove aveva segnato 3 triple. Qui sull'iniziativa, Chillo su di lui, sul cambio difensivo riceve la tripla di Spissu sbagliata, rimbalzo di Kabengele, toccato però poi da Vitali, recuperato da Fayet e recapitato a Brent Weber. 15 punti solidi, quasi fissi di vantaggio per Reggio. La tripla di Chillo, menzionato un attimo fa la sua prestazione in gara 2 e il vantaggio è di 18 punti adesso per Reggio Emilia. Ha ricevuto quasi indisturbato Chillo, aveva lo spazio davanti a sé, ne ha approfittato immediatamente, palla recuperata da Wilcher dopo un contatto. Adesso Casarin, il raddoppio, il cambio difensivo con Chillo, Casarin scarica, buona visuale da parte di Vitali che arriva prima di Parks e c'è la rimessa in attacco per Venezia con 4 secondi e 8, qualche difficoltà per Venezia negli ultimi attacchi, la ricezione da parte di Sims, deve tirare Spissu, va in acrobazia, sbaglia, rimbalzo però catturato alla fine da Vitali che subisce il fallo proprio di Spissu, è il terzo fallo. Spissu aveva iniziato con 2 falli immediati e poi è riuscito a contenersi, questa volta un eccesso di esuberanza, come avete visto è andato a chiedere all'arbitro venisse riconosciuta una palla contesa e qua va ancora, vedete, a mimare esattamente quel gesto, ovvero io ho preso la palla, è stato qua lesto Vitali a girarsi e fare in modo che il contatto di buona intenzione di Spissu sulla palla diventasse in realtà un contatto sul braccio. Tessitori in campo con Heidegger, Parks, Sims e Spissu per Venezia. Gallo e Chillo consegnato, va poi a liberarsi, pallone momentaneamente vagante, recuperato da Black che come avete visto ha sostituito Fai, va a cercare un sottomano di dinamica e potenza. Tariq Black, decisamente la grinta del giocatore che vede e sente i playoff. Bel movimento, giocatore che ha veramente cambiato le prospettive per Reggio Emilia. L'alternanza con Momo Fai è quella che in molte partite ha permesso a Reggio Emilia di chiudere poi al quinto posto. E ovviamente non va sottolineato, bisogna dimenticarsi anche il lavoro in allenamento di un giocatore esperto come Black ad aiutare un ragazzo come Momo Fayet. Buono anche il secondo per Tariq Black, 20 punti tondi di vantaggio per Reggio Emilia, difficoltà per Venezia che ha bisogno di questo time out per cambiare qualcosa, per migliorare la fluidità offensiva. Fino a questo momento molte difficoltà. Ecco il time out condotto da coach Neves Pahia. Venezia sta tirando 6 su 19 da 2, 4 su 14 da 3, 18 rimbalzi contro i 30 che sono già 11
Adesso di nuovo cresciuti i rimbalzi offensivi di Reggio Emilia, che da 3 punti a 3 su 9, uno a testa per Galloway, Smith e Chillo, e da 2 punti al 51,4. E qua vediamo proprio i canestri di Matteo Chillo da ogni posizione, mette giù palla, batte l'uomo, arcobaleno, e poi ci sarà la tripla che, come avete visto, come abbiamo descritto anche nella diretta, è stata effettuata con ricezione quasi indisturbata, perché Wiltshire è rimasto impantanato in mezzo all'area per eventualmente prevenire un passaggio sotto. Lettura perfetta dell'attacco di Reggio Emilia, e chiaramente nel momento in cui poi ha lasciato andare il tiro, esecuzione perfetta di Matteo Chillo, i 12 punti, un assist, 3 rimbalzi, la solita grande utilità in tutte le fasi del gioco, che in alcune serate diventa anche produzione offensiva, e questa è una di quelle. Si ricomincia con Marco Spissu e la solita ragnatela che cerca di ricamargli intorno Briante Weber, sul tessitore molto alto con Black a seguirlo. Il blocco, mancano però 3 secondi per Venezia, la tripla sbagliata di Heidegger, e alla fine Tessitori che commette fallo su Black, andando a rimbalzo. Coach Baia segnala qualcosa che era accaduto precedentemente, Tessitori lo zittisce quasi, abbastanza particolare, si è rivolto verso la panchina dicendo lasciamo stare, giochiamo, che sono le cose che di solito sono gli allenatori a dire ai giocatori. Galloway ha spazio per la tripla, la sbaglia, il fallo di Black. Terzo fallo, un attimo di esitazione, perché vicino alla nostra postazione era volato via anche Grant assieme a Parks. Tripla sbagliata per Spissu, pallone però toccato, tenuto vivo, l'arcobaleno a segno per lui, grande reattività, ha cancellato immediatamente l'errore, e sulla opportunità successiva ha fatto quello che doveva fare. Galloway in angolo, Sasha Grant, la tripla sbagliata, Black tocca il rimbalzo che viene però catturato da Sims, cerca di correre, una cosa che non è quasi mai riuscita a fare Venezia, con Spissu, piede vicinissimo alla linea laterale, ha rischiato moltissimo in questa circostanza. Sims si è salvato perché la suola del tallone era alzata, e il pallone resta quindi in possesso di Venezia, con un doppio cambio Uglietti e Jamar Smith al posto di Chillo e Galloway. Atkins ovviamente, ma Smith lo vedete in mezzo all'area, in marcatura su Heidegger, Atkins di fronte a Spissu con le sue braccia lunghe per la rimessa. Heidegger, lo scarico, la tripla sbagliata da parte di Parce, il rimbalzo difensivo di Reggio Emilia, con Uglietti che cerca di avanzare con moderata velocità, chiede il blocco di Atkins, che va poi in posizione frontale, gira bene la palla Reggio Emilia, c'è l'uscita di Tessitori fallosa a spintonare l'iniziativa lungo la linea di fondo da parte di Sasha Grant. Quarto fallo per Tessitori, situazione critica ovviamente da questo punto di vista per Venezia. Grant in lunetta, 2 su 3 per lui in gara 2 l'altro giorno. Buono il primo, 55-36. Su 2 per Sasha Grant e più 20
di nuovo per Reggio Emilia, non riesce Venezia a trovare un parziale che la riporta in partita. Heidegger alla strada aperta verso il canestro, l'intervento di Grant è falloso e tardivo e quindi ci saranno i 2 tiri liberi per Max Heidegger, che a una certa età, ricorderà il padre Klaus, giocatore molto noto ai tempi e poi imprenditore di notevole successo. Tessitori in panchina, cambia nuovamente l'assetto di Venezia, come vedete sullo sfondo stanno dialogando Wilcher e Sims, in lunetta Heidegger e poi Spissu in campo con Parks. 56-38, buoni 2 tiri liberi, la difesa che cerca di frenare l'avanzata di Uglietti. Smith approfitta del blocco di Black, rimbalzo offensivo dinamico e appoggio a canestro da parte di Darian Atkins, è arrivato come un falco dal lato debole. E qua c'è il fallo di Smith sulla partenza in palleggio di Heidegger. Secondo fallo per Jamar Smith, al momento una situazione di falli non preoccupante per lui. Heidegger dopo un attimo di nuovo in lunetta. Buono il primo, dopo una piccola carambola, ancora Smith con la protezione di Federico Foucault, allenatore di lunga esperienza nonostante l'età ancora giovane. Uglietti chiede, ottiene il blocco di Atkins che lo libera per la sospensione morbida dal centro dell'area. Uglietti aveva segnato 9 punti in gara 2, 1 in gara 1. Adesso la sua difesa su Spissu, lo scarico che però viene letto tardivamente da parte di Sims, che poi perde il pallone. Si sta chiedendo qualcosa anche a Wilcher. Vedete prima, le difficoltà prima dell'immagine che avete visto, quella difficoltà definitiva con il pallone perso. Smith, penetrazione centro area, approfitta del fatto che Black ha praticamente portato fuori campo Sims, si è creato lo spazio in area e Smith è riuscito a appoggiare con grande morbidezza. Lo scarico per la schiacciata velocissima da parte di Jordan Parks. L'iniziativa lungo la linea di fondo, Parks attendeva dal lato debole. 62-42 il fallo di Sims su Black, che appena ricevuta palla aveva già impostato il passo di partenza in mezzo all'area. E chiaramente con Cavengele e Tessitori in panchina è più facile che si crei una differenza, soprattutto di peso, tra Black e il giocatore di Venezia destinato alla sua marcatura, ed è una situazione tattica della quale chiaramente Reggio Emilia può approfittare, situazione tattica della quale è chiaro coach Spagna è perfettamente consapevole e da cui cerca di trarre vantaggio quando si è nell'altra metà campo. Black regolare dalla lunetta come non è stato durante la regular season, esce, va detto, tra gli applausi generali, lo vedete anche sullo sfondo, la grande carica, mentre è rientrato dopo qualche minuto Andrea De Nicolao, che cerca di impostare, adesso riceve da Wilcher. Heidegger cerca il tiro da 3 punti, lo effettua, rimbalzo di Chillo. E a Venezia sono mancati anche i rimbalzi offensivi, ovviamente, cosa che non si può dire per Reggio Emilia. 6 rimbalzi offensivi per la Reyer. Grant, iniziativa contenuta, impressione di passi sulla buona difesa di Jordan Parks, che ha ottenuto il contatto e ha costretto l'avversario a un gioco di gambe
irregolare. Atkins si sistema in attesa di mettersi in posizione difensiva. Atkins che è incaricato di marcare Sims. Di Nicolao, il contatto, la tripla di Heidegger sullo scarico, a segno questa volta Maximilian Heidegger, la tripla, ma a un minuto esatto dalla fine del terzo quarto sono ancora 19 i punti che Venezia deve recuperare. Atkins esita, avrebbe il vantaggio della statura su Heidegger, sta cercando di capire come sfruttare lo scarico. Chillo, tripla frontale sbagliata, rimbalzo solitario e dinamico di Sims. Di Nicolao, la tripla, piedi per terra sbagliata, pallone tenuto vivo in vano da parte di Sims, lo schiaffetto con le migliori intenzioni, il pallone però non è capitato nelle mani di nessuno dei suoi compagni di squadra, quindi possesso che non si concretizza per Venezia. E vediamo se questo, con 32 secondi da giocare nel terzo quarto, sarà come da norma il penultimo possesso del terzo quarto. Reggio Emilia può permettersi di giocare un po' con i secondi, lo scarico di Chillo che attacca il canestro, Ugnetti mette giù palla, sospensione difficoltosa, sbagliata, rimbalzo di Wilcher e non deve correre Venezia che ha 14 secondi, chiaramente cercherà di andare al tiro più tardi possibile. 5 secondi, lo scarico, linea di fondo, un po' di confusione ma alla fine c'è l'appoggio, canestro di Sims, 2 secondi alla fine. Ugnetti ci prova, ci riesce ma non segna, un canestro improbabile. Si chiude il terzo quarto, un terzo quarto nel quale Reggio Emilia ha sostanzialmente tenuto sempre il comando, ha vinto questo quarto 23-20, aveva segnato 23 punti anche nel secondo quarto, 46-31 l'esito complessivo di secondo e terzo quarto, e spiega in buona parte il vantaggio 64-47, e Venezia deve veramente fare qualcosa di particolare per tornare in partita, il meglio di quanto visto fino adesso. Avete visto le statistiche, adesso torniamo sul primo piano di coach Neven Spaia, legittimamente preoccupato anche perché, come si diceva, il terzo quarto nel quale Venezia doveva cercare in qualche modo di rientrare in partita si è risolto con un vantaggio amplificato per Reggio Emilia che vede come migliori realizzatori Jamal Smith, Matteo Chillo con 12 punti, Tariq Black il terzo uomo in doppia cifra con 10, in doppia cifra solamente Spissu per Venezia, 10 punti con 2 su 2 da 2, 1 su 5 da 3, 3 su 3 nei liberi. Tornando alla diretta, il quarto fallo di Momo Fayet che manda in lunetta John Tucker, che completa
il suo gesto offensivo e quindi siamo 64-50. Galloway scambia con Vitali, va a postarsi per ricevere un altro passaggio, esattamente quello che accade. Atkins linea di fondo, duello fisico con Parks, sbagliato. Atkins prende il suo stesso rimbalzo, pallone gli viene toccato, muove palla bene Reggio Emilia, la recapita Fai, gancio destro sbagliato con il pallone controllato da Parks per Tucker e De Nicolao, il lob per Sims trattenuto da Vitali, che chiaramente aveva visto avvicinarsi il pericolo, non aveva alcuna possibilità di fermare legalmente l'avversario. Rimessa per Venezia, 18 secondi. Tucker batte dal palleggio, Galloway contatto in area con Uglietti e poi appoggia, c'è il canestro, più fallo ancora. Momento di leggera confusione in area con Uglietti che è caduto e ha probabilmente destabilizzato per la sua presenza. Avete visto anche Fai che si stava divincolando e poi c'è il fallo di Galloway che ha rischiato di cadere addosso a Uglietti. Proprio per questo parlavo di destabilizzazione, nel momento anche di potenziale pericolo in area. E quindi tanto c'è l'uscita di Fayet con 4 falli. Black ha una situazione migliore, ne ha 3 e intanto il +1, e in un attimo Venezia ha fatto quello che aveva bisogno di fare, ovvero rientrare in partita. 1 minuto di gioco, Venezia è adesso a 11 punti di distacco grazie a quei particolari momenti di inizio quarto. Sims cerca di opporsi al palleggio di Black che poi scarica in qualche modo Uglietti, la tripla sbagliata, rimbalzo toccato, fallo di Black probabilmente su Sims, che è particolarmente agitato. Qui sta succedendo di tutto perché è volato per terra anche uno dei ragazzini che sta pulendo il campo. Quattro falli Black, 4 Fayet, 8:43 alla fine. Decisioni da prendere chiaramente per coach Priptis, che credo abbia chiamato un time out, perché è chiaro dal punto di vista tattico una situazione così pesante per i due lunghi. Va intanto a schiacciare in maniera straordinaria Amir Sims. Parziale di inizio quarto per Venezia, che è rientrata a 9 punti, ha corrato in maniera straordinaria questa azione offensiva. Guardate come parte Sims, come allarga il braccio, lo mette giù, una statua della libertà che va ad affondare. Non poteva fare nulla Black, ovviamente, non potendo rischiare il fallo. Come vedete ha fatto il minimo indispensabile per non commettere il quinto fallo, e in un attimo siamo sul 64-55. Coach Priptis aveva già chiesto time out prima di questa azione, a maggior ragione adesso dopo questo momento particolare. Ecco, forse sentite in sottofondo un certo disappunto del pubblico, che si trasforma però, e a noi piace molto di più così, disappunto del pubblico verso gli arbitri che si trasforma in incoraggiamento alla squadra. Eccolo qua, perfettamente inquadrato. Magari non tutti stavano applaudendo. Si ricomincia, +9 per Reggio Emilia improvvisamente. Galloway, Heidegger su di lui, cerca di ricevere Black, va a ricevere fallo di Sims che cerca di contenere, è arrivato poi in aiuto con un intervento molto deciso Tucker, come forse avete visto. Guardate Tucker che arriva da sinistra, il fallo era già stato fischiato, Tucker voleva assicurarsi che non ci fosse comunque il canestro, situazione abbastanza particolare. La rimessa con Brent Weber, lato destro dello schermo, che sta
per riavviare con 14 secondi l'azione di Reggio Emilia. Black lo invita ad andare a ricevere il pallone, iniziativa, la sospensione di Weber a segno, canestro molto importante per Reggio Emilia in un momento delicato, e non è il primo giocatore che viene in mente per segnare un canestro in una circostanza del genere. Bravo invece a prendersi l'iniziativa Sims, 1 contro 1 con Black, che chiaramente deve fare molta attenzione, e infatti Sims lo sfida. Il fallo di Weber, no, fallo di Black, quinto fallo. Sims lo ha chiaramente sfidato per indurlo in questa situazione. Dialoghi non sembrano particolarmente amichevoli tra i due. Contatto di mani c'è, la fischiata è arrivata un attimo dopo l'intervento di Weber e per un attimo c'è stato il dubbio che il fallo non fosse stato assegnato. Alla point guard di Reggio Emilia esce Tariq Black, 10 punti con 2 su 2 da 2, 6 su 6 nei liberi, 3 rimbalzi, 3 stoppate date e 6 falli subiti. Purtroppo per lui anche 5 commessi. La scelta di coach Priftis è di avere un quintetto senza un lungo tradizionale. Come vedete Mamofai con i suoi 4 falli è in panchina e quindi toccherà a Atkins, a Chillo andare a gestire anche i rimbalzi e anche la difesa dei giocatori di statura di Venezia. Tanto dialoghino tra Galloway e Sims, che pare però un pochino più disteso rispetto a quello precedente tra lo stesso Sims e Black. Rimessa per Reggio Emilia, Chillo, c'è molto traffico da questo lato del campo, contatto duro che permette a Tucker di recuperare il pallone. Tucker va ad attaccare Chillo, ad appoggiare il canestro del -7 per Venezia. Momento importante della partita, momento importante della serie. Weber rischia di perdere il pallone, commette doppio palleggio, ha lasciato andare il pallone dopo un contatto pensando forse in un intervento arbitrale. È andato a recuperarlo prima che lo prendesse qualcuno di Venezia. Intanto, come vedete, il contatto che vi avevo segnalato con Tucker, che poi va a prendersi l'iniziativa, ad attaccare il canestro, a segnare. Momento di tensione, lo sentite, non il primo questa sera in campo. Cambio volante letteralmente tra Brooks e Sims, che per un attimo si sono agganciati l'uno con l'altro. Allora 7 e 13 da giocare, -7 per Venezia, che ha il possesso palla con De Nicolao, e si piazzano tutti ad attendere il primo blocco, che è quello che in realtà non effettua Sim, e Tucker che va poi a appoggiare dopo il contatto. Chiede anche fallo Tucker, che si è liberato con molto vigore della marcatura dopo aver fintato un blocco, aver permesso quindi al suo avversario di stare separato. Galloway, tiro molto difficile sulle braccia di 2 giocatori avversari, errore di Reggio Emilia. Tucker ha preso anche un colpo, arriva solo adesso nella metacampo offensiva. De Nicolao contro Galloway, cambio difensivo. De Nicolao non rischia il tiro a 3 punti, lo fa Heidegger, la tripla che entra e esce ed è recuperata poi da Vitali. Weber attende Galloway, lo scarico per Weber, c'è la possibilità dell'1 contro 1, il blocco di Atkins, passa sopra però blocco Heidegger, difende bene Atkins, la tripla sbagliata, ha recuperato il pallone da Parks. Difficoltà offensive notevoli adesso per Reggio Emilia, e ovviamente venendo a mancare con Black un terminale offensivo in mezzo all'area, cambia anche tutta l'impostazione dal punto di vista tattico. Pallone recuperato però da Galloway,
che subisce il contatto di Heidegger e il terzo fallo. Ecco quanto avvenuto, pallone mal controllato da Brooks, che adesso è andato anche a parlare con l'arbitro pretendendo tardivamente, è chiaro, una fischiata che non è mai arrivata. Atkins in panchina e rientra Jamal Smith, giocatore che tante volte uscendo dalla panchina ha deciso e orientato partite della Una Hotel. Di fronte a lui Heidegger sul lato destro, lo vedete. Adesso centralmente Smith, Galloway fa il blocco, pallone perso da Reggio Emilia, è uscito molto profondo Brooks sul blocco, ha costretto Galloway a un controllo impervio, palla che rotola e adesso come vedete Priftis chiede calma. De Nicolao bravo ad attaccarsi a Galloway e poi sul blocco lontano dal canestro di Fai, il pallone consegnato in maniera imperfetta, palla persa da Reggio Emilia e Venezia sul -5. Ha il possesso palla, Heidegger, Spissu non osa entrare in mezzo all'area, Galloway adesso di fronte a lui, lo scarico per Heidegger, De Nicolao manca un secondo, deve tirare, De Nicolao tira in maniera sconclusionata, non poteva fare di meglio visto il pallone rotolante, possesso difensivo efficace per Reggio Emilia, vedete anche gli applausi della panchina. Reggio Emilia aveva bisogno di un possesso del genere per spezzare la fluidità improvvisa in attesa dell'attacco di Venezia delle ultime fasi. Smith cerca Chillo, mette la tripla, la sbaglia. C'è la possibilità per Venezia di correre, rarissimo contropiede, sbagliato però da Parks, l'appoggio a canestro non è corretto e il pallone è gestito ancora una volta da Jamal Smith. Iniziativa in mezzo all'area e va a subire il fallo di Parks, come forse vedete dalle reazioni del pubblico, una fischiata attesa da qualche minuto. Tiri liberi per Smith e comunque ha sempre l'iniziativa pronta quando la partita ha in qualche modo presa in mano. Buono il primo tiro libero, 67-61, ha avuto anche 20 punti di vantaggio Reggio Emilia. Time out con un Palabigi che ha ritrovato grazie a quest'ultima azione la carica di inizio partita, ma deve ragionare nella maniera più fredda possibile coach Priftis. Qui avete visto ancora lo scambio di opinioni con l'assistente Federico Fuca, momento veramente importante della serie, come si diceva all'inizio, una serie che è sull'1-1 e quindi ha visto una squadra, Reggio Emilia, scombinare il fattore campo. Gara 3 può essere un indirizzo notevole e può anche, in vista di gara 4 tra 2 giorni, ricordo diretta 20:45 su DAZN con la voce di Giovanni Poggi, dicevo può anche indirizzare dal punto di vista tattico. Il resoconto statistico sono arrivati anche Tucker e Sims a raggiungere Spissu in doppia cifra. Ci è voluto parecchio tempo e non casualmente tutto questo è coinciso con la rimonta di Venezia. 14-4 il parziale del quarto quarto. Aveva chiuso al più 17 Reggio Emilia nel terzo quarto e ovviamente questo più 10 invece per Venezia nell'ultimo quarto riporta le cose al più 7. Ha preso un colpo Weber, è rimasto un attimo indietro, ha perso il contatto con l'avversario, ma c'è una giocata avventata, Parks e Brooks, palla persa, mentre vedete proprio Weber che ha preso un colpo alla gola, al volto nel movimento difensivo su Spissu.
c'era poi stato il cambio difensivo sul quale proprio Weber è stato battuto nel palleggio, ma la coppiata Park-Brooks non è riuscita a concretizzare. Weber adesso ha la possibilità dell'1 contro 1, appoggio, tiro sbagliato però sulla difesa di Parks, può attaccare Venezia, c'è l'appoggio di Spissu lungo la linea di fondo, pallone recapitato perfettamente e canestro del -5. 3:48, blocco di Faiva a ricevere Galloway, e presto vedremo Galloway tentare i suoi tiri da 3 punti. Chillo ha spazio, può prendere il passo e appoggiare a canestro, si era allontanato per un attimo Brooks a centro area, questo ha permesso a Chillo di ricevere, mettere giù i piedi, anche impostare l'equilibrio del corpo per l'appoggio al tabellone. Grande partita di Matteo Chillo e canestro importante in un momento chiaramente importante, infrazione di passi sulla partenza di Brooks che ha ricevuto in mezzo all'area, palla persa. Brooks è andato direttamente in panchina, sostituito da Aaron Sims per Amir Sims che rientra. Siamo a 10 punti con 2 su 3 da 2, 5 rimbalzi, 2 palle perse. Smith finta lo scarico, va a subire il fallo. Ecco il colpevole, Jordan Parks, come si diceva prima e come si sa del resto, nei momenti importanti Smith è uno di quelli che non ha assolutamente paura a prendere in mano la situazione. In panchina Brent Weber, dentro Vitali, che sarà importante anche ovviamente in difesa. Rientra Casarin al posto di Parks per Venezia, quindi un aiuto in più nel movimento della palla. Interessante la scelta tattica di coach Spagna, primo tiro libero buono per Jamal Smith. Buono anche il secondo e ritualmente il loro marcatore di Reggio Emilia. Amir Sims, pallone per Tucker, molto lontano. Galloway cerca di capire da che parte stia arrivando il blocco, perde un attimo il contatto visivo, in angolo c'è Casarin, tripla, piedi per terra, sbagliata, rimbalzo di De Nicolao, Spissu la tripla, piedi per terra, sbagliata anche la tripla di Spissu. Due momenti importantissimi della partita con Venezia sotto di 9 punti. 2 errori, Smith, l'iniziativa a segno, il solito Jamal Smith in momenti importanti. Di nuovo più 11, di nuovo vantaggio in doppia cifra per Reggio Emilia. Venezia chiamata ora a una gestione importante del pallone. Spissu difficoltà con Faye davanti a lui, pallone sotto per Sims che sbaglia, rimbalzo, fallo di Casarin sul pallone recuperato da Chillo. E possono pesare parecchio i 2 errori da 3 punti di Venezia nell'azione precedente. E qua intanto l'iniziativa sulla buona difesa anche fisica di Spissu, iniziativa di Jamal Smith che poi con la garra che gli è riconosciuta guarda la panchina. Matteo Chillo che ha 1 su 2 nei liberi, 14 punti, 15 per lui. (16) adesso per Matteo Chillo, più 13, vantaggio tornato rassicurante per Reggio Emilia e c'è un time out direi obbligatorio considerando i 129 secondi che mancano e per chi avrà il possesso palla dopo il time out i 13 punti da recuperare, quindi si tratta anche
di giocare sui secondi e di giocare sulla pulizia delle situazioni. Questo Smith, vedete il meglio della sua partita, un meglio prolungato considerando la sua abilità multiforme. Avete visto la sospensione, la ricezione, l'appoggio al canestro, la tripla, una tripla con un arcobaleno altissimo, come vedete esce addirittura il pallone dall'inquadratura. E ancora una volta l'iniziativa con pallone perso, ma come ricorderete con Black e Sims che si auto-eliminano dall'azione uscendo dal campo, la possibilità, nonostante il pallone momentaneamente trattato male, la possibilità per Smith di segnare 5 su 7 da 2, 1 su 3 da 3, ricordo Smith in gara 1, 5 su 6 da 3, gara 2 però 1 su 5 con 3 punti solamente. In quel momento lo Smith che decide le partite non si è visto, oggi è tornato nella versione molto più frequente dell'altro. La rimessa per Venezia con De Nicolao. Tendiamo la soluzione, c'è l'uscita con Vitali che copre bene Spissu, costretta a giocare quasi al limite dei 24 secondi. Venezia, Tucker, iniziativa con il contatto falloso. Rimane a terra mentre esce per il quinto fallo Momo Fayet. Usciti per falli entrambi i big man di Reggio Emilia, ma la partita solidissima, 7 punti e 5 rimbalzi per Momo Fayet, 10 punti, 3 rimbalzi per Tariq Black. Black ha subito anche 6 falli. Mohamed Momo Fayet. E tiri liberi per Rajon Tucker che ha 12 punti, 1 su 1 nei liberi, quelli trasformati a inizio quarto in quella che, tanto c'è l'errore però nel primo dei due, in quella che è stato l'inizio della rimonta con 2 canestro più fallo e tiro libero segnato consecutivi per Venezia, che aveva dato veramente la scarica alla Reyer per rientrare in partita. 12 punti adesso di vantaggio per Reggio Emilia, la gestione del pallone a 1 minuto e 40 dalla fine della partita. È facile che rimanga molto di frequente nelle stesse mani il pallone. Galloway, la tripla sbagliata, il rimbalzo dei Tucker, qua ha voluto forse forzare, pallone lungo, difficile da gestire, recuperato da Vitali che però aveva un piede non nel punto giusto. Tentativo di Venezia di correre, stava per ritorcersi contro la Reyer con un lob decisamente troppo lungo, però in qualche modo quel lancio salvato è tornato nel possesso della Reyer e la rimessa adesso a 14 secondi da giocare per l'azione con Spissu che va per Tucker, Chillo di fronte a lui. Tucker probabilmente cercherà 1 contro 1, esattamente quello che accade, subisce il fallo, il contatto falloso da parte di Chillo, terzo fallo. È molto difficile contenere l'atletismo, la fisicità di Rajon Tucker in queste situazioni, soprattutto se l'aiuto è lievemente più lontano del solito. Tucker sbaglia ancora però. Due su 4 nei liberi per lui. Due su 5 e il rimbalzo catturato da Darion Atkins. E questa è una giocata chiaramente importante. Chillo congela il pallone, arriva a valanga ad aiutarlo Jamal Smith. Più 12 per Reggio Emilia, 1 minuto alla fine. Smith, vediamo se conclude con un tiro come a volte fa. Lo fa, questa volta non proprio il tiro più saggio, ma stava perdendo l'equilibrio. Possesso ancora per Reggio con 4 secondi, ancora Smith, un po' intestardito in questa circostanza.
e scade il tempo. Qua Smith ha decisamente esagerato nella prima e nella seconda circostanza, avete visto, forse intuendo la sua determinazione a fare tutto da solo. Qua sorride Smith. Venezia lo ha raddoppiato in angolo, costringendolo di fatto a chiudere l'azione prima dello scadere del tempo. Gli arbitri vanno a vedere qualcosa. I secondi evidentemente ecco qua, come dicevo, il raddoppio, una volta che Sims aveva l'occhio di chi vuol fare tutto da solo, il raddoppio, il pallone aveva un piede fuori campo, un po' Sergio tra l'altro. Cronometro che viene riportato a 41, non che faccia tutta questa differenza, però vediamo. De Nicolao alla rimessa, Tucker contro Chilo, vediamo se andrà ancora una volta a sfidarlo nell'uno contro uno. E così l'appoggio e va a prendere anche il canestro di Chilo. 1 contro 1 consecutivi di Tucker su Chilo in isolamento. Quarto fallo di Chilo e altro 2 più potenziale 1 per Region Tucker. 32 secondi e 1 alla fine. Sbaglia ancora Tucker, che non ha concretizzato dalla lunetta tutto quanto ha cercato di creare prima. Poi c'è il fallo quasi obbligatorio di Casarin. Due su 6 nei liberi per Tucker. È chiaro che è una partita in cui si è procurato viaggi in lunetta e situazioni da canestro più fallo stanno un pochino pesando. E anche è vero, come abbiamo detto prima, che è stato proprio Tucker a aprire il terzo quarto con un'iniziativa da gioco da 3 punti. 78-66 con il viaggio in lunetta di Vitali, che quasi si accorda con Spissu per far finire la partita. È esattamente quello che accade, la vittoria di Reggio Emilia. I complimenti tra allenatori, partita fisica, partita divertente, lo spero soprattutto per voi neutrali che state seguendo da casa, partita che apre le porte a una mega interessante gara 4, ricordo tra 2 giorni 20:45 in diretta su DAZN. Tra poco Lorenzo Poliselli con le interviste del dopo partita. Contiamo di avere coach Pristis, ma vediamo quali saranno le possibilità, le disponibilità, i saluti tra giocatori, che se ne sono date in tutti i modi in campo, ma chiaramente ora prevale il rispetto, la stima reciproca, in attesa di ricominciare a darsene in ogni maniera in gara 4, ma questo fa parte assolutamente dello sport. A destra i giocatori della Reyer, a sinistra inquadrati in questo momento i giocatori di Reggio Emilia che chiude con Jamal Smith, miglior realizzatore, 5 su 7 da 2, 1 su 4 da 3, 5 su 6 dalla lunetta, 16 per un grande Matteo Chillo, 5 su 6 da 2, 6 rimbalzi. E ovviamente premiato come miglior giocatore della partita, ma non c'era dubbio, soprattutto per l'impatto tattico. Federico Fucca a disposizione di Lorenzo Poliselli. Tra un attimo andremo a sentire il parere dell'assistente allenatore della Unioter Reggio Emilia. Coach, complimenti per la vittoria, siete 2-1 avanti nella serie e avrete il match point sabato sera qui davanti al vostro pubblico. Sì, ovviamente siamo contenti per questa partita, ma sappiamo che non basta.
bisogna farne un'altra tra 48 ore, bisogna ritrovare le energie nervose, mentali. Stasera per 30 minuti abbiamo fatto tutto molto bene secondo me, poi ci aspettavamo che Venezia rientrasse e adesso sappiamo che c'è da giocare come una finale in casa e dobbiamo approcciarci a fare un'altra partita con la stessa intensità di oggi. Coach, pensa che il momento nel quale abbiate sofferto un po' di più sia coinciso col dover rallentare un po', che non è parte del vostro DNA forse? Giochiamo contro una grande squadra, eravamo sicuri che anche andando a più 20, più 22 la partita non fosse finita. Siamo stati bravi nel momento che loro sono rientrati, mi sembra fino a meno 5, a iniziare a difendere, a iniziare a passarci la palla e a portare a casa questa. Adesso ripeto, bisogna trovare la forza mentale e fisica per provare a portare a casa quella di sabato, sapendo che sarà molto dura, ma con l'aiuto di questo bellissimo palazzo tutti insieme cercheremo di fare una grande impresa. Grazie coach, in bocca al lupo. Grazie per a voi. sabato. Grazie a Lorenzo Poliselli e Federico Fuca, e ovviamente chi poteva esserci? Beh, poteva esserci, non poteva esserci altro che Matteo Chilo, il migliore di questa partita. Matteo, complimenti, ti vedo molto sorridente, molto felice, come non esserlo ovviamente, perché siete riusciti a battere per la seconda volta una grande squadra, però come diceva il coach poco fa ne manca ancora una. Esatto, proprio così. Ci voleva questa vittoria sicuramente, tornando in casa dovevamo dare la nostra impronta e il nostro modo di giocare, pubblico incredibile e abbiamo bisogno sabato assolutamente ancora di più. Stasera hai sporcato tanto il foglio, sei andato tanto a referto e è una dimostrazione importante che siate riusciti a vincere nonostante appena 5 punti di quello che dovrebbe essere il vostro miglior realizzatore. Siete un gruppo completo, non un'unione di singoli. Hai detto benissimo, ogni volta può essere che ognuno di noi fa la partita, stasera è toccato a me. Spero che la prossima partita magari di fare 0 punti ma di comunque portarla a casa, quindi vediamo, dobbiamo stare concentrati sul pezzo. Posso chiederti solo un'ultima parola su questo pubblico, su questo palazzo, è qualcosa in più per voi? Incredibile, non ce l'aspettavamo e veramente si è visto tutto l'anno, non sono mancati neanche stasera, sabato abbiamo bisogno ancora di più. Grazie, complimenti. Grazie a Matteo Chilo e Lorenzo Poliselli da bordo campo. Vi avete sentito l'entusiasmo, la gratitudine, la carica e anche la saggezza naturale ma non sempre immediata di riconoscere che manca una partita contro una avversaria di alto livello come Venezia, che si è dimostrata pericolosa chiaramente soprattutto nel quarto, che ha preoccupato il vantaggio che Reggio Emilia si era creata. Derek Black nel giro di campo a dare 5 ai tifosi, a firmare autografi, un rituale ormai scontato. Ecco le statistiche finali della partita. Reggio Emilia ha avuto solamente 3 tiri da 3 punti a segno, 5 su 23 invece per la Reie, però tutte le altre statistiche, compresi i rimbalzi offensivi e i rimbalzi complessivi, chiaramente premiano Reggio Emilia, dando quindi concretezza anche numerica allo scarto finale, 78-66. Reggio Emilia in vantaggio quindi nella serie per 2-1, ha la possibilità di passare il turno sabato. Intanto vediamo il meglio della partita.
tante belle cose in questa partita, in questa gara 3 tra Unates Reggio Emilia, Umana Reyer Venezia, 78-66 appuntamento, gara 4 sabato 20:45 col commento di Giovanni Poggi e Roberto Gotta. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima.